collegamento proprio live e vado a salutare, ci ha raggiunto in studio Cristian Sergo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, mentre collegato Andrea Capibbo di Forza Italia. Ben ritrovato anche lei, Capibbo. Allora, i maligni dicono stop al terzo mandato, dunque Federica non si ricandida più. Qualcun altro dice, ma il centro-sinistra ha pronto il candidato, secondo lei, per sfidare l'eventuale candidato del centrodestra? Parto con Sergo. No, perché non se ne è mai parlato, almeno per quanto ovviamente ci riguarda. Se qualcuno ha già delle idee può darsi, però no, un candidato effettivo in questo momento... Diciamo che possiamo dire che nessuno tira per la giacchetta, dai, tanto per essere chiaro. No, ma è ovvio che, come detto, si è parlato ormai da più di 2 anni di questa vicenda, praticamente da quando il presidente Federica sapeva di non potersi più ricandidare per la terza volta, e in questi 2 anni il centrodestra ha sempre sperato di poter trovare l'appiglio per poterlo ricandidare, anche perché anche loro non credo che abbiano tutti questi grandi nomi da poter spendere in regione, già pronti, insomma. Quindi si è perso del tempo, sicuramente, noi ovviamente dovevamo stare a guardare perché non abbiamo al momento questo tipo di problemi, poi da qui alle prossime elezioni vedremo, anche perché ovviamente gli scenari possono essere ancora tanti. Io sono sempre convinto che invece di parlare di persone dovremmo parlare di temi e iniziare a far capire ai cittadini che sono molto più importanti i temi che non le persone. Ma questo diciamo è un auspicio e speriamo che almeno da qui al 2028 si torni a parlare di temi e non solo di persone. Capibbo, allora, senta una cosa, il centro-sinistra ha messo fuori il cartello fine delle trasmissioni, mentre il centro-destra ha applicato il monoscopio e solo da capire su che canale poi riprenderanno le trasmissioni. Lei ci può spoilerare qualcosa in merito? Ma ancora è sicuramente presto per fare diciamo delle valutazioni serie e che possano poi avere una certa solidità. La cosa che è evidente è che il centrodestra ha governato bene la regione in questi anni, continuerà a governarla bene per i prossimi 2 anni, con un presidente molto amato. Sappiamo quali sono anche le statistiche di gradimento del nostro presidente Fedriga, e quindi è anche chiaro che c'era questa volontà o comunque auspicio di poter continuare su questo solco. Così non è stato e così non sarà, appunto perché la Corte Costituzionale, come mi permetto di dire tra l'altro da avvocato giurista, era prevedibile, non ha permesso alle regioni a statuto speciale di poter legiferare e quindi di abolire il limite dei 2 mandati. Su questo Forza Italia ha avuto una posizione a livello nazionale ben precisa fin dall'inizio. Io credo che all'interno del centrodestra ci siano diverse candidature possibili, diverse soluzioni possibili, però concordo con Sergo che dice dovremmo tornare un po' di più ai temi e non ad una politica fatta di personalismi. Ecco, su questo credo che i temi il centrodestra in questi anni li ha affrontati, li sta affrontando, e forse questa è la vera criticità della sinistra, non solo che non ha dei candidati ma che non ha dei temi. Senta, ma Fratelli d'Italia dice no, adesso ci spetta a noi la regione, attenzione, siamo noi che dovremmo proporre il candidato. Si sta valutando, diciamo così, ci sono tanti papi che stanno uscendo cardinali, no, da questi conclavi virtuali. Non è che alla fine la sorpresa del vero candidato del centrodestra 4-4 arrivi da Forza Italia? Ma un vecchio detto dice che fra i 2 litiganti il terzo gode, però al di là delle battute credo di poter dire che il centrodestra per Forza Italia è un valore, cioè la coalizione non è la somma dei singoli partiti, e Forza Italia non ha mai applicato il manuale Cencelli quando guidava la coalizione con il presidente Berlusconi. Berlusconi ha sempre guardato anche nelle candidature delle varie regioni alla presidenza la persona, la validità del candidato. Credo che anche questa volta si applicherà questo metodo, quindi è chiaro che anche Forza Italia avanzerà se le avrà delle proposte, ma dovrà prevalere il senso di unità della coalizione, che ripeto non può essere la somma dei singoli partiti, ma è un valore in sé, e quindi naturalmente
verificheremo sul candidato e sul programma del candidato quale sarà la soluzione migliore, quella che cioè riesca ad unire il più possibile tutto il centrodestra intorno alla candidatura. Sergo, ultimamente vedo che nei 5 Stelle c'è un po' di, diciamo così, di tosse, vabbè, malanni di stagione direbbe qualcuno, no? Vedo che qualcuno un po' parte, ritorna, eccetera. Lei che è stato anche un grande giocatore di calcio a 5 e sa benissimo che la palla non si butta mai via, qual è la strategia tattica che state mettendo in campo per riportare di nuovo in auge e soprattutto dove conta il vostro movimento? Ma è chiaro che, come detto prima, noi ovviamente puntiamo sui temi. Quando sento parlare che questa è una regione amministrata bene dal centrodestra, per carità, poi lo decideranno i cittadini, però i dati sulla crescita di questa regione continuano a essere, io dico, imbarazzanti, perché poi se andiamo a vedere i numeri, quelli che poi Confindustria, quelli che poi Banca Italia ovviamente mette sul piatto, sono statistiche, sì, ma fino a un certo punto, poi sono numeri, chiaramente ci fanno vedere che siamo una regione che ha delle difficoltà anche dal punto di vista dello sviluppo economico, quindi della vicinanza alle imprese. Questo diciamo, tante responsabilità sono anche del governo nazionale, perché non è che a livello nazionale abbiamo avuto in questi 2 anni e mezzo delle politiche così espansive che abbiano aiutato imprese e imprenditori che infatti iniziano a lamentarsi, come la stessa anche Confindustria Nazionale ultimamente con il governo. Per cui, come detto, bisogna ripartire dai temi. Qui noi abbiamo un problema di povertà assoluta che aumenta. Gente che rinuncia alle cure mediche ogni giorno per colpa delle liste d'attesa e di tutto quello che è successo. Come detto, crescita praticamente pari allo zero. A livello nazionale, se non ci fosse stato il PNRR di Conte, noi saremmo in recessione tecnica. E se questi sono i grandi risultati, parliamone. Se poi vogliamo parlare di 7 anni di governo, grandi governi nelle città ex capoluogo, dobbiamo chiedere ai cittadini se si sentono più sicuri, cosa che non mi pare. Quindi tematiche per affrontare, diciamo, con tutta serenità una campagna elettorale ci sono. Poi, ripeto, se invece si vorrà fare solo un discorso di personalismi, no? Come diceva anche il consigliere poco fa, e quindi di scegliere sulla base delle persone che vanno più in televisione, come è successo praticamente negli ultimi diciamo nelle ultime 3 campagne elettorali, dove si puntava molto sulle persone più mediatiche che non magari anche espressione del territorio stesso, e questo lo vedremo, e sicuramente lì noi qualche difficoltà magari in più ce l'abbiamo, anche se anche come Movimento 5 Stelle, così come era nel 2018 e nel 2023, noi, meno male, un ex ministro nato in regione ce l'abbiamo, è attuale presidente del Senato, però ripeto, non è questione di fare... avete anche diciamo, un importante leader di centrodestra che è nato da voi, possiamo dire, Rizzetto, non è che scopriamo l'acqua calda, sì, insomma. Nato no? da voi, sì, lui era nato già da quelle parti, poi è venuto da noi, poi è andato da quelle parti, per cui sì, diciamo che non è una problematica, ripeto, legata a persone, anche perché siamo un movimento... Non abbiamo mai, diciamo, soprattutto a livello locale, puntato sulla personalità. Noi vogliamo parlare di temi e su questi temi vorremmo confrontarci. Allora, prima di continuare nel nostro dibattito, vi ricordo ancora, come sempre, potete intervenire da casa, il numero è sovraimpressione per porre domande. Posso dire però una battuta veloce sulla personalità e sul Movimento 5 Stelle. Qui si dimentica come è nato il Movimento 5 Stelle, cioè con Beppe Grillo. Ragazzi, il Movimento 5 Stelle è l'emblema di che cosa significa puntare sull'individuo, su chi va in televisione, su chi ha una certa fama. Sì, quindi, peccato che Beppe Grillo non si sia mai candidato da nessuna parte, c'è una piccola differenza. Però... consigliere, ma c'è una piccola differenza, Beppe Grillo non è mai stato candidato, proprio perché noi non crediamo in quel tipo di politica. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Terza parte di Sveglia Friuli con i nostri ospiti, dunque il dibattito per quanto riguarda la politica in Friuli Venezia Giulia.
Come in studio Cristian Sergo, Movimento Buongiorno. 5 Stelle, mentre collegato da Pordenone Andrea Cabibbo di Forza Italia. Allora, tematiche importanti. Prima abbiamo sentito Salvini per quanto riguarda il porto di Trieste con nomine e rilancio, eccetera. Allora, Cabibbo, lei cosa ci racconta in merito? Ma il porto di Trieste è un porto strategico non solo per la nostra regione e non solo per Trieste, ma per tutta la nostra regione. Sappiamo anche che c'è un grande progetto sul quale sta lavorando in modo particolare anche il ministro Tajani, che ha la delega al commercio internazionale, e che è quello della Via del Cotone, per cui Trieste avrà rispetto a questa linea di comunicazione con l'India un ruolo centrale. E quindi è chiaro che appunto anche sulla nomina del porto di Trieste insomma si auspica che questo finalmente possa portare a rendere più operativo tutto quello che è il mondo del portuale di Trieste, perché ecco, effettivamente finora c'è stata un'attesa lunga che invece deve mettere nelle condizioni tutti di operare al meglio. Sergo. Ma è sicuramente un asset molto importante della nostra regione, per cui, come abbiamo sempre detto, anche quando c'era il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, una persona stimata da tantissimi, che purtroppo non è più alla guida di questa struttura, ci auguriamo anche noi ovviamente che si punti sulla crescita e senza neanche tante ideologie. Io mi ricordo quando il governo Conte 1 aveva stabilito e puntato su quella che è la via della seta, invece no, perché via del Cotone va bene, via della seta no, però una decina di giorni fa, mi aiuti consigliere, mi pare che un ambasciatore cinese sia stato ricevuto in pompa magna anche in regione dal presidente Fedriga, proprio perché è evidente che si riconosce nella Cina un importante mercato e un'importante possibilità di futuro. Chiaro, se lo fa il Movimento 5 Stelle, vuole vendere l'Italia ai cinesi, se lo fa il centrodestra è una grandissima attività per il bene del Paese. E questo, diciamo, torniamo sui discorsi che facevamo prima. Poi se si va a parlare dei temi, si vede che i temi ci sono. Noi ci avevamo pensato, diciamo, penso 6-7 anni fa, quando parlavamo di Via della Seta, se avessimo iniziato 6-7 anni fa a instaurare veramente dei rapporti commerciali forti anche con questi paesi, invece di appellarci, ma era proprio Forza Italia uno dei partiti più contrari a questo tipo di relazioni internazionali, e magari a questo punto quello 0, di crescita potrebbe essere più vicino all'1 che non almeno 1. Ma per quanto riguarda le nomine, qua torniamo sempre lì, quando si mettono insieme tre partiti che fingono di essere coesi e d'accordo su tutto. Sono passati ormai, quant'è che non c'è più Zeno D'Agostino? 1 anno e mezzo, 2 anni che ha mollato la guida del porto e stiamo ancora attendendo il suo successore. Cabibbo. Sì, non voglio fare polemica di sabato mattina, faccia. perché la cosa secondo me da fare è, come diceva anche Sergo qualche istante fa, al di là poi diciamo dei colori politici, lavorare per permettere al porto di Trieste di esprimere tutte le sue potenzialità e di decollare. Però la differenza tra la via del Cotone e la via della Seta qual è? Che la via del Cotone è questo asse di collegamento con l'India e quindi con i mercati dell'India, mentre la via della Seta era riferita alla Cina, e la Cina sicuramente è un interlocutore ed un partner commerciale che è imprescindibile, perché è una potenza mondiale con la quale non si può non fare i conti e con la quale non si possono tessere delle relazioni. Quindi bene ha fatto anche il presidente Fedriga nei giorni scorsi ad avere interlocuzioni, ma questo è un conto è dare nelle mani dei cinesi il porto di Trieste, che era sostanzialmente il gravissimo rischio che avrebbe comportato la via della Seta.
Ecco, detto questo, naturalmente credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che Trieste appunto ha delle potenzialità enormi, la nostra regione ha delle potenzialità enormi con l'apertura ad est dell'Unione Europea. Il Friuli Venezia Giulia deve diventare, questa deve essere la sua grande ambizione, non più la regione di frontiera dell'Europa, ma il centro dell'Europa, il centro della nuova Europa, e l'attenzione che anche Forza Italia e Antonio Tajani riserva all'area dei Balcani lo testimonia, perché è chiaro che questo può essere centrale per noi e diventare un fulcro. Quanto alla difficoltà della nostra economia, diciamo che noi paghiamo forse più di altre regioni l'internazionalizzazione dei nostri rapporti commerciali ed economici. Noi abbiamo, lo sappiamo, molte aziende legate all'economia tedesca, e sappiamo che l'economia tedesca negli ultimi tempi ha avuto delle grandissime difficoltà, soprattutto nel settore dell'automotive, eccetera, e poi naturalmente anche i collegamenti con l'Est Europa, e quindi penso alla guerra in Ucraina o comunque alla instabilità dei mercati internazionali, anche la situazione di Israele non può non incidere. Forse noi, proprio perché siamo proiettati verso l'Est Europa e verso l'Europa, questa situazione l'abbiamo pagata più di altre regioni, ma mi pare che comunque abbiamo una regione con un tessuto economico, socio-economico sano, produttivo, i soldi e le risorse che ci sono a disposizione, e la Giunta ha, diciamo, sdoganato una legge di stabilità da 6 miliardi e 517 milioni di euro, è frutto di che cosa? Delle risorse che questa regione è in grado di produrre, che le nostre imprese, i nostri cittadini, le nostre famiglie, attraverso il pagamento delle imposte e delle tasse, riescono a garantire. Quindi io capisco. Poi ognuno fa e giustamente le sue osservazioni, perché non è sempre tutto rose e fiori, però ecco, bisogna dare anche una lettura corretta e onesta di quella che è la realtà effettiva nella nostra regione, senza poi dimenticare che non bisogna mai lasciare indietro nessuno, e quindi il tema della coesione sociale deve costituire una questione, un fulcro importante per tutti, al di là dei colori politici. Sergo, però abbiamo anche altri due porti in Friuli Venezia Giulia, chiaramente strategico Trieste per la sua dimensione e per la sua mole di lavoro, come si dice, quotidiana. Abbiamo anche Monfalcone e Portonogaro con loro caratteristiche importanti, e soprattutto questa intermodalità, no? Perché le merci arrivano via mare e in poco tempo vengono sbarcate, poi con le due principali linee ferroviarie, Pontebana da una parte e la Triestina dall'altra, e due linee di raccordo, anch'esse fondamentali, che sono il famoso passaggio via Gorizia, e si attende il raddoppio da Cervignano per poi col nodo di Udine sotterraneo. È una caratteristica fondamentale che forse solo il Friuli Venezia Giulia ha, e questo permette anche di sviluppare velocemente i collegamenti. No, certo. A proposito di intermodalità, ricordiamo che siamo uno dei pochi che abbiamo uno dei pochi aeroporti anche collegato con la ferrovia. Quello che si diceva però è tutto giusto, ma come ricordavo poco fa, se noi fossimo partiti per tempo su tutte queste cose, perché il nodo di Udine non esiste. Cioè, nel senso, sappiamo solo che di anno in anno aumenta di 50 milioni di euro il suo costo, però i passaggi a livello, no, li vedete anche voi, ogni giorno sono ancora tutti fermi lì. La Udine Cervignano non esiste. Al momento credo che nessuno sappia cosa si vuole fare sulla Udine Cervignano a proposito del raddoppio, perché il progetto che noi avevamo reso pubblico nel 2017, quindi 8 anni fa, prevedeva delle gallerie per passare sotto i paesi di Santa Maria la Longa e tutto quanto, e si è bloccato tutto, e anche lì si è passati da 90 milioni di euro di costi a oltre 300 milioni, per cui ci avviciniamo già al miliardo solo con queste due opere. Il potenziamento della Venezia-Trieste non esiste. 1,8 miliardi fermo dal 2014 che non si sa ancora come verrà speso. Noi abbiamo la mania in questa regione, ma insomma in generale anche in Italia, che quando c'è un problema si nomina un commissario.
Il commissario sulla Venezia-Trieste è nominato da 4 anni, non ha preso in mano un solo progetto, perché non ne ha approvato solamente uno. Doveva approvare almeno il superamento dei passaggi a livello a Cervignano, Tor Viscosa, San Giorgio Nogaro. Si è bloccato tutto anche lì perché i progetti che erano stati presentati sono stati bocciati dagli stessi enti locali. Non so, devo andare avanti con i vari progetti che abbiamo fermo. Questo diciamo riguardo alla ferrovia, per cui c'è molto da fare sicuramente, capisco che ci possono essere delle resistenze ogni tanto sui territori, però come abbiamo visto anche per il tagliamento, no? Dove a fronte di una prima ipotesi sciagurata che era quella della traversa adiacente al ponte di Però Vignano. Prima di andare su questo, ma per dire, era per dire che anche lì no, perché parleremo anche, si è bloccato tutto di nuovo, no? Prossimo argomento, certo. Perché sennò rischiamo di andare fuori, mettere troppa carne al fuoco e poi non riusciamo a mantenere la linea, usiamo perché questo ce n'è termine. di carne al fuoco, ma proprio perché in 7 anni non si è fatto praticamente nulla su queste cose. Allora, Cabibbo, senta una cosa, Pordenone anche lì si sta sviluppando, no? La famosa intermodalità, l'interporto sta funzionando, avete anche dei progetti tramite l'assessore Amirante di collegamenti veloci, poi ci sarà l'elettrificazione anche della Casarsa a Portogruaro che darà un'ulteriore spinta, no? Al traffico merci, che così non c'è la possibilità di andare direttamente senza dover cambiare locomotori in corso d'opera. Lei cosa risponde a quanto ha detto in questo momento Sergo? Allora, il tema delle infrastrutture è un tema essenziale perché lo sviluppo e la crescita devono essere garantiti attraverso delle infrastrutture moderne. È chiaro che siamo tutti capaci di fare la lista delle cose che sarebbero da fare. Prima fra tutte, per esempio, l'alta velocità. L'alta velocità in Italia ha solamente l'asse Milano, Bologna, Roma, Napoli, ma tutto il nord-est è completamente tagliato dalla linea dell'alta velocità. Io ricordo ancora 25 anni fa si parlava del famoso corridoio 5, cioè di una linea di collegamento tra la Spagna e la Russia, e di questo poi stiamo ancora parlando. Però ecco, ci sono delle opere che stanno progredendo, penso appunto per esempio all'interporto di Pordenone, dove la Regione anche recentemente ha stanziato milioni di euro proprio per questa interconnessione tra ferrovia e gomma. Penso agli investimenti che sono stati fatti anche recentemente a favore dei consorzi industriali, penso alla realizzazione che è stata fatta negli scorsi anni e completata della terza corsia della A4, cioè ce lo ricordiamo com'era l'autostrada da Palmanova fino a Portogruaro. Ecco, bene, questa è una grande opera che noi siamo riusciti a portare a casa, a realizzare. Certo, altre cose si possono fare. C'è in cantiere anche l'idea di un polo logistico a Porpetto. Ecco, quello che però mi sento di dire è che per fare le cose non si può solo agire sulla base del consenso, perché poi nascono questi comitati, no TAV, no questo, no quello, no quell'altro, e poi alla fine per appunto paura di perdere il consenso spesso e volentieri la politica rinuncia. Non possiamo più permetterci di gestire le cose in questo modo, dobbiamo portare avanti i progetti, anche perché se non li facciamo da noi, nella nostra regione, in Slovenia o in Veneto o da altre parti, e questo riguarda un po' tutti i grandi progetti. Penso per esempio anche, la butto lì ma non vado fuori tema, anche quello per esempio dell'energia nucleare su cui Forza Italia sta puntando molto. Tagliamento io? Il tagliamento è l'emblema dell'immobilismo. È l'emblema di scelte sbagliate ed è l'emblema del perché, grazie a Dio, ci sono i comitati in questa regione. Perché io vorrei solo ricordare che se non fosse stato per la sollevazione popolare, no? È nata anche in concomitanza con quello che 1 anno e mezzo fa anche noi in Consiglio regionale con la consigliera Capozzi abbiamo sollevato rispetto a un'opera che inizialmente era stata prevista, dovesse avere un costo di 40 milioni di euro. Siamo arrivati a oltre 200 milioni di euro. Poi c'è stato un primo cambio di scenario perché si è detto sì, andiamo avanti con, come dicevo prima, con la traversa adiacente al ponte di Dignano.
Poi la stessa regione, 3 mesi dopo aver pagato uno studio che ne attestava le lodi, ha detto no, forse è meglio fare il ponte traversa, quindi un'opera unica su quella situazione. Adesso siamo arrivati con un anno praticamente e mezzo di ritardo a dare una consulenza a uno scienziato, come si è definito lui in audizione, no? Al professor Rinaldo, per dirci cosa fare. Allora sì, ben venga, è sempre meglio pensarci e andare cauti, perché poi, come diceva il professore stesso, dobbiamo evitare di realizzare opere che fanno danni per sempre e che non vanno poi a risolvere effettivamente quella che è la problematica e quello che tutti quanti chiedono, ovvero che se viene giù un po' di pioggia in più, i cittadini di Latisana non siano costretti a emigrare nei piani alti delle loro case, perché questo avviene quando a Venzone a un certo punto il livello del tagliamento supera una certa soglia, loro sanno già che si allagherà una parte delle case, o comunque lo temono, e questo noi dobbiamo evitare. E come detto, se non ci fossero stati i comitati che si diceva prima, noi in questo momento avremmo speso stanziato, perché poi di speso non avremmo speso niente, 8 miliardi e mezzo per fare un'alta velocità che al massimo arrivava a 200 km/h in questa regione. Perché la verità è questa, consigliere, voi continuate a dire alta velocità, ma anche l'alta velocità pensata 12 anni fa, quella che doveva costare 7 miliardi e mezzo dell'epoca, che adesso sarebbero praticamente 15, come il ponte sullo stretto, non sarebbe stata l'alta velocità che c'è tra Milano e Roma, quella che avrebbe permesso velocità anche di 300-350 km/h, perché il nostro territorio non lo permette. E allora già nel 2014 lo stesso presidente Zaia si era accordato con la presidente Serracchiani di ridimensionare quel progetto. E quindi dando ragione di fatto a chi, come noi, già nel 2013 chiedeva di ritirare il progetto originario. Quindi, come vede, le proteste, io capisco, non è che ogni volta si protesterà contro chi governa solo così per andare sui giornali o come dice l'assessore Scocimaro per ottenere qualche voto in più, perché se no noi dovremmo dire adesso che tutta questa retromarcia che c'è stata, l'apertura anche di possibili alternative sul discorso del tagliamento, il centrodestra lo voglia fare solo per raccattare qualche voto in più. Non riteniamo sia questo il tema. Come detto, il problema sono le scelte sbagliate che giustamente, per fortuna, in questo paese ancora qualcuno contesta. E appunto il già citato ponte sullo stretto di Messina dovrebbe anche essere, diciamo così, un esempio anche su questo passaggio. Cabibbo. Ma allora, ci sono state delle opere in passato che hanno suscitato polemiche, proteste, situazioni quasi al limite del drammatico. Penso al Mose di Venezia. Il Mose di Venezia adesso garantisce a Venezia di non finire sott'acqua. Il passante di Mestre, realizzato dall'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in tempi record. Ci ricordiamo cos'era la tangenziale di Mestre quando uno doveva andare a Padova o comunque da altre parti. Poi riconduciamoci a situazioni locali. La Cimpello-Sequals, Gemona, quindi il proseguimento verso Gemona. Vogliamo continuare a far passare migliaia di camion ogni giorno all'interno dei paesi nella zona di San Daniele? Va bene, continuiamo a farlo, ma questo porta ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini? Credo proprio di no. Allora, è chiaro che il tema del tagliamento è un tema cruciale, perché il problema è che ci sono territori che hanno esigenze diverse. È chiaro che la politica sul territorio cerca di tutelare maggiormente la questione riguardante la realtà locale, ma il progetto che deve intervenire non può essere un progetto che accontenta alcuni e non altri. Deve essere un progetto che guarda prima di tutto alla presa d'atto che c'è un cambiamento climatico ormai non in atto, ma direi quasi stabilizzato, cioè noi abbiamo fenomeni di piogge di tale intensità che devono essere in qualche maniera gestite. Pensate cosa è successo in Emilia-Romagna, una regione che ha
tante eccellenze e che si vanta giustamente anche di avere dei servizi all'avanguardia a livello nazionale, ma in Emilia-Romagna nell'arco di 6 mesi si sono verificate delle alluvioni disastrose, perché poi il territorio va governato in tutto, quindi ad esempio nella dragatura dei fiumi, nella pulizia dei fossi, cioè ci sono tutta una serie di opere da realizzare, cosa che per esempio in Emilia-Romagna non è stata fatta, ed ecco i risultati. Allora è chiaro che la Tisana non può più andare sott'acqua, come purtroppo è accaduto in passato e come purtroppo rischia di accadere se non si interviene. Quindi la soluzione affidata a dei tecnici esperti, che cosa, diciamo, qual è l'obiettivo? È quello di togliere, diciamo, dalla diatriba politica locale per affidare a qualcuno che possa trovare una soluzione, diciamo, ottimale per risolvere un problema credo sul quale siamo tutti d'accordo, soprattutto rispettando l'ambiente per quanto possibile, perché è chiaro che intervenire con delle opere diciamo impattanti, questo non fa piacere a nessuno, però ecco, dobbiamo valutare tutte le situazioni, non è un argomento facile, questo sicuramente non è un argomento facile e non vorrei essere al posto dell'assessore Scocimarro. Allora, altro tema particolare è il ritorno delle province in Friuli Venezia Giulia. Prima di sentire le vostre opinioni, andiamo a sentire l'assessore Roberti intervistato dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Vi dice smemorati la Serracchiani, no? Non è una questione di memoria, non è una questione di memoria. Il fatto di aver fatto 10 anni fa una cosa non vuol dire per forza che tu devi insistere e devi continuare a perorare quella causa ribadendo comunque che è la scelta più giusta possibile al mondo. Puoi anche dire semplicemente abbiamo sbagliato. Anche il governo lo sta riconoscendo, l'abolizione delle province nella regione Friuli Venezia Giulia non ha funzionato e il semaforo è verde per il ritorno degli enti intermedi tra comune e regione. L'assessore Roberti spiega cosa è andato storto. È una riforma che non ha funzionato. Una riforma si fa per quale motivo? La puoi fare per 2 motivi diversi. Il primo, il più logico, deve portare efficienza maggiore, risparmi e un sistema che funziona meglio. La seconda è per un motivo puramente ideologico, perché hai la bandierina da sventolare. Sì. Quasi come se aboliamo le province e abbiamo risolto i problemi del paese. Bene, in Friuli Venezia Giulia abbiamo abolito le province, non abbiamo risolto tutti i mali del mondo, anzi, perché quelle che erano le funzioni prima semplicemente le sta facendo ora qualcun altro. Il ritorno delle province servirà a rafforzare il principio di sussidiarietà, ovvero che quanto più si avvicina il livello del governo al territorio, tanto più sarà efficiente la funzione che svolge per il cittadino, ma lascerà una scia di problemi creati dalla precedente abolizione in virtù della creazione degli EDR non utili, a detta dell'assessore regionale ospite a Ring. Oggi abbiamo gli enti di decentramento regionale, che sono un'articolazione dell'amministrazione regionale, ma sono dipendenti regionali. Esatto. Questo vuol dire che quando io dirò quelle sono le nuove province, tutti i trattamenti saranno quelli regionali. Ormai non puoi più tornare indietro. Cioè non è che se io dico a Ferdinando Avarino domani vai in un'altra TV e gli dico il tuo contratto non vale più 100 ma vale 90. Sì, chiaro. Perché Ferdinando Avarino mi guarda e mi dice Marameo, io resto dove sono e il mio contratto non lo cambi, giustamente. Ecco, perché il nodo della questione, e parto con Sergo, è il ruolo di chi dovrà poi prendere in mano, non a livello politico, ma a livello amministrativo, queste nuove province. È uno dei ruoli, perché poi io sento parlare di maggiore efficienza, utilità dell'ente, necessità dell'ente, allora qua le cose però devono essere 2, perché o ha ragione il consigliere Cabibbo quando dice che il Friuli Venezia Giulia è una regione amministrata bene, o ha ragione l'assessore Roberti quando dice che sono state tolte le province e ci troviamo con tutti i mali del mondo, perché adesso, a parte diciamo questa che non è una battuta ma una constatazione, e prima o poi vorrei capirlo questo passaggio. Il problema delle province, che ripeto, tutti quanti dicono sono utili, tutti sono convinti che ci aiuteranno a migliorare servizi, migliorare qualsiasi cosa, poi gli chiedi ma quali servizi faranno le province, quali continuerà a fare la regione, quali comuni, non lo sanno. Chiaro. Aspetti un attimo perché abbiamo un telespettatore o telespettatrice in linea e non facciamo attendere. Prego, buongiorno. Sono Franco, buongiorno. Buongiorno Franco. Ci dica praticamente è la montagna che molla giù tanta acqua e quindi bisogna fare
le traversine o le dighe in alta montagna per avere anche dopo l'acqua disponibile per allargare i terreni a valle, perché è inutile farlo a Pinzano oppure sul coso di Spilimbergo, è inutile, lì è una cosa inutile, si potrebbe avere due cose con una fava, due piccioni con una fava, e poi dopo ricordatevi, parlare bla 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 bla. La natura vi ha dato 10 anni per costruire qualcosa, adesso fra un po', fra un paio o 2 anni che si stufa, si stanca, vi darà il conto, vi presenterà il conto con delle alluvioni e voi state lì a parlare. Grazie e mandi. Grazie Franco per il suo intervento. Allora, parlavamo delle province, è giusto anche sentire le voci fuori dal coro, come direbbe qualcuno, perché i telespettatori sono quelli che danno lo stimolo poi anche a operare su entrambi i fronti. Ma ha ragione, il problema è che non si parla del tagliamento da 10 anni ma da 60, quindi sì, questo è ad aggravandum. Sì, dicevamo delle province, ma come detto, nessuno sa cosa andranno a fare, perché se il consigliere Cabibbo oggi ci rivela finalmente cosa andranno a fare le province e perché aiuteranno i cittadini o i comuni del Friuli Venezia Giulia, siamo tutti contenti. Io, rimanendo sul tema del tagliamento, arrivando al nodo politico poi della presenza delle province, perché quando si dice che in questo momento non c'è un'entità di governo, no? Tra regione e comuni, verissimo, però di fatto le regioni con i loro servizi e con le loro direzioni fanno esattamente quello che farebbe comunque la provincia dal punto di vista amministrativo. Voglio solo portare un esempio rispetto a quello che è successo questa settimana proprio sul tagliamento. Cioè noi fra 1 anno e mezzo avremo il Consiglio provinciale di Udine e quindi avremo i consiglieri provinciali di Udine, il presidente della provincia di Udine. Ecco, io vorrei capire su questo tema basilare come potremmo avere 3 livelli di governo, cioè i comuni come la Tisana che vogliono ovviamente hanno delle determinate esigenze, la provincia di Udine che evidentemente rappresenterà anche il cittadino che ci ha appena parlato, quindi anche il territorio della montagna, e la regione che deve ovviamente prendere tutte le decisioni poi perché è quella che fa da interlocuzione con il governo. Se qualcuno mi spiega perché noi dovremmo avere 3 livelli, siamo tutti felici, e qualcuno mi dovrebbe anche spiegare quale sarà il ruolo dei consiglieri regionali rispetto ai temi amministrativi di questa regione, non legislativi, perché il Consiglio regionale ha il potere legislativo e quindi rimane tale. Ma se ai consiglieri regionali, che in questo momento hanno anche la capacità, come atto di indirizzo ovviamente, di indirizzare la giunta su determinate decisioni, vengono scavalcati da quelli provinciali, perché se no quelli provinciali sono totalmente inutili e, come abbiamo sempre detto, allora questa è una riforma che non serve ai cittadini ma serve a chi si siederà su quelle poltrone. Cabibbo. Allora, caro Sergo, i 3 livelli sono essenziali perché li prevede la Costituzione, perché le province sono nella nostra Carta Costituzionale, da ieri. Solo il Friuli, Venezia Giulia e la Sicilia hanno abolito le province. Deborah Serracchiani, anche in questa occasione, per fare la prima della classe, abolì le province. Lo fece poi la Sicilia. La Sicilia le ha ripristinate. Si chiamano liberi consorzi dei comuni. Quindi le province in tutto il resto d'Italia esistono, lavorano e sono sempre esistite e non sono mai state abolite. Poi è intervenuta la legge Del Rio per determinarne una elezione, diciamo, di secondo grado, per cui, per dirla con parole semplici per chi ci ascolta, non sono i cittadini che eleggono i consigli provinciali, ma sono i consiglieri comunali eletti nei comuni che eleggono. Cabibbo, mi permetta un attimo perché abbiamo una telefonata, non voglio far attendere le persone da casa. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Sento che state parlando del ritorno delle province in Friuli Venezia Giulia. Io dico, da cittadino, finalmente si fa un'operazione del genere, perché io ho subito io come tanti miei colleghi, ho subito il contrario, cioè quando le avete tolte, cioè le avete, non c'entrate voi, non c'entra Sergo, non c'entra Cabibbo, ma quando sono state tolte è stato creato un danno nel nostro lavoro
che è stato molto difficile recuperarlo. E quando poi ci confrontiamo con gli altri colleghi in Italia, dove siamo gli unici a non avere le province, tante volte mi dicono: ma che regione siete? Per fortuna rispondo dicendo: siamo una regione autonoma. Quindi non ce l'ho assolutamente né con il dottor Cabibbo né col dottor Sergo, però non parlate a caso, ma cercate di essere operativi e andare a guardare realmente che cosa è accaduto sul territorio quella volta. Io lavoro nell'ambito del trasporto, posso anche dire qualcosa di più nell'ambito delle autoscuole. Ciò che abbiamo subito è stato un qualcosa di devastante. Per fortuna che adesso, con molto ritardo, la Regione sta intervenendo per salvare il servizio motorizzazione civile a livello regionale e stanno lavorando molto bene, ma ciò che è stato creato precedentemente è stato un danno devastante. Perciò le province assolutamente servono. Chi parla di poltronificio deve capire che alle volte, perché una persona faccia bene un lavoro, deve essere pagata bene. Se si pensa di pagare di meno un politico perché il politico si arricchisce sulla poltrona, queste persone che ragionano così secondo me sbagliano completamente, perché io preferisco pagare doppio un politico, doppio. Oggi un deputato prende 15-20 mila euro, non mi interessa se gli diamo 40 mila, magari ne mettiamo a metà, ma se poi mi portano a casa un grande risultato è sicuramente corretto e opportuno pagare le persone, perché se le persone lavorano bene le persone vanno pagate. Al contrario, se tu pensi di fare come quando gli assessori comunali o gli assessori provinciali prendevano 2.000 euro al mese, ma cosa pretendevi che facessero? Che persone pensavi che avessero? Un imprenditore o un manager? Se dai 2.000-3.000 euro al mese, ma quello continua a fare il manager e non viene a salvarti la provincia o a salvarti il comune. Quindi le persone vanno pagate, sono politici, non mi interessa cosa facciano, l'importante è che lavorino e producano. Ma tornando per non perdere il filo conduttore, le province assolutamente servono, sono necessarie, perché se oggi io devo riparare una strada, ma da chi devo andare? Al consigliere regionale? Per riparare una strada provinciale, io la chiamo ancora provinciale anche se per me è più comodo parlare così e poi non è corretto, però anche in un altro ambito in cui ho lavorato, sto lavorando, dove è necessario avere delle autorizzazioni, è stata tolta la provincia, poi è stato creato l'EDR che aveva le stesse medesime funzioni. Ma allora è ridicolo quello che è stato fatto quella volta. Per far cosa? Per cancellare 4, 5, 6 poltrone? Allora vuol dire che è stata fatta la cosa giusta per i motivi sbagliati. E allora in questo caso è la politica che è sbagliata. È colui che ha fatto la scelta, colui o colei che ha fatto la scelta di eliminare le province. Solo che colei che ha fatto la scelta di eliminare le province e poi dopo ha fatto l'altra scelta di non ricandidarsi, e chi è stato candidato al posto suo abbiamo visto che risultato ha ottenuto. Ecco, tutto qua, quindi questo è il mio pensiero e grazie che mi avete permesso di poterlo dire. Grazie a lei, buona giornata. Allora Cabibbo, era lei che stava parlando? Prego. Ecco, in questo intervento ci dimostra una cosa fondamentale, no? Rispetto anche a quello che era e che dovrà tornare ad essere il ruolo delle province, e cioè il ruolo politico. Il politico è vero che a volte va in televisione a parlare anche a TV12 e poi non fa quello che dovrebbe fare, ma a volte invece il politico serve perché è il collegamento con il cittadino. Io personalmente, anche a Pordenone, mi sono trovato di fronte a diversi casi anche di piccoli necessità, di piccoli interventi. Pensiamo per esempio a tutto il mondo delle scuole superiori che è gestito dall'EDR, dove magari perdeva un rubinetto in una palestra che magari poi la sera viene utilizzata da delle associazioni eccetera, e il politico che si fa parte attiva per risolvere un problema e che viene interpellato e che quindi ha una responsabilità diretta nei confronti del cittadino può fare molto di più di un tecnico che è seduto dietro una scrivania chissà dove e che ha 1000 input e 1000 cose da fare e che magari non riesce a star dietro a tutto. Quindi è importante, non voglio naturalmente banalizzare, ma questo riguarda appunto, come diceva anche questo cittadino, le strade, la manutenzione, i trasporti eccetera. Allora il ruolo delle province è un ruolo importante di collegamento tra i cittadini, la politica e chi deve intervenire,
L'abolizione delle province non ha abolito nessun posto di lavoro, perché tutti i dipendenti delle province, come diceva l'assessore Roberti, sono passati alla regione, quindi non ci sono stati risparmi da questo punto di vista. E ripeto, abbiamo abolito le province sulla furia iconoclasta di quegli anni, dove bisognava colpire la politica, diminuire il numero dei consiglieri regionali, abolire le province, abolire il numero dei parlamentari, ma come abbiamo visto questo non risolve nulla, allontana ancora di più la politica dai cittadini, e invece il principio di sussidiarietà, che è scritto e scolpito nella pietra della nostra Carta Costituzionale, merita di essere ripreso, perché come diceva Albert Einstein, no? Cioè la misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Quindi se ci siamo resi conto che la strada che è stata intrapresa non ha portato buoni frutti, non vedo quale sia lo scandalo nel tornare ad una situazione che ci permetterà invece di gestire tutta una serie di servizi per i cittadini, perché questa è la cosa importante, in maniera migliore. Ci prendiamo l'ultima pausa prevista in scaletta e poi rush finale sempre con i nostri ospiti a Sveglia Friuli, tra poco. Ultima parte di Sveglia Friuli, allora subito di nuovo con Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle, perché vuole replicare sia al consigliere di Forza Italia collegato con noi Andrea Cabibbo, ma anche all'ultimo intervento da parte del nostro telespettatore che ha parlato appunto per quanto riguarda i DR, provincia e via dicendo. Prego. No, ma proprio perché quanto diceva l'ascoltatore è un po' anche qui emblematico. Lui in 2 passaggi ha detto che le DR non servono e sono quelle che ha istituito l'assessore Roberti. Vabbè, prendo atto. E poi ha detto che i problemi della motorizzazione civile negli ultimi tempi si sono risolti e adesso si lavora meglio. Quindi evidentemente, visto che non ci sono le province, il problema non era la mancanza della provincia, il problema era che dopo l'eliminazione della provincia qualcosa da parte di chi doveva governare e da parte di chi governa da 7 anni non funzionava e si è trovata una soluzione. Meglio tardi che mai. Adesso con il ritorno delle province dovremmo tornare di nuovo a cambiare tutto, per cui massima solidarietà a quelle povere persone che ci lavorano, anche in quegli uffici che una volta gli si dice una cosa, una volta l'altra, adesso si tornerà come prima. Il problema vero però è quello che si diceva anche prima su chi andrà a lavorare, perché nella motorizzazione civile, così come in tutte le direzioni diciamo che prima erano provinciali, poi sono passate regionali sulla base delle funzioni che facevano prima le province, sono le stesse persone. Cioè, salvo il normale turnover, ma i dipendenti delle province che c'erano prima sono andati a fare i dipendenti regionali. Per cui adesso, come dice l'assessore, sarà difficile tornare indietro e mettere persone che lavorano in regione in provincia se poi lo stipendio non sarà equiparato a quello della regione. Per cui noi ci troveremo comunque rispetto a 8 anni fa, perché poi le province sono durate fino al 2017 sostanzialmente, fino a 8 anni fa, un ente che costerà molto di più anche dal punto di vista amministrativo rispetto a quello che costava prima se lasciamo lo stesso contratto. Se facciamo un altro contratto, evidentemente o pensiamo di portare i dipendenti comunali che già non ci sono nei nostri comuni, nelle province, dove abbiamo i sindaci nei comuni che devono farsi le fotocopie perché non hanno dipendenti da poter diciamo così, utilizzare anche per le più banali funzioni ormai, oppure dobbiamo fare un concorso ad hoc solo per nuovi dipendenti provinciali, pagandoli meno di quelli regionali, e poi vedremo chi vorrà decidere di andare in provincia piuttosto che in regione. Chiaro? Cabibbo? Però scusate, il consigliere non mi ha risposto sui 3 livelli di come verrebbe diciamo, a instaurarsi il rapporto tra consiglieri provinciali, regionali e regione, anche su tematiche come quelle del tagliamento. Allora, perché sono curioso. Cabibbo vuole la 1, la 2 o la 3 a questo punto? Tutte le prendo. Tutte e 3 le buste vuole. Bene, però non si dice nulla. Con un flash però, perché altrimenti dovremmo... Prego.
Poi chiaramente, come anche Sergo sa, non è che io ho la bacchetta magica, ma neanche lui ce l'ha, quindi questo diciamo mi consola. Allora, per quanto riguarda i 3 livelli naturalmente significa che ci sono delle materie che rimarranno di stretta competenza della regione, altre che invece andranno alle province, come era prima dell'abolizione delle province, come prevede tra l'altro poi appunto anche la legge nazionale. È chiaro che la nostra regione dovrà fare una legge regionale e una legge anche elettorale su questo, quindi il percorso naturalmente adesso si sta chiudendo a livello nazionale, ma ci sarà poi un percorso a livello regionale su cui naturalmente ci confronteremo con tutte le forze politiche e mi auguro che su questo ci sia la più ampia condivisione possibile, al di là poi insomma dei distinguo e delle situazioni particolari. Seconda cosa, per quanto riguarda i dipendenti, non credo che questo sia un problema. Noi siamo una regione che attrae dipendenti pubblici anche dalle altre regioni. Noi, in particolare Forza Italia, stiamo lavorando anche, ad esempio, per regionalizzare i dipendenti dell'amministrazione della giustizia. Cioè, che cosa significa? Significa avere la possibilità, come regione a statuto speciale, di fare dei concorsi per i dipendenti dell'amministrazione della giustizia regionali, quindi con graduatorie regionali. Questo per risolvere un problema cronico di carenza di organico all'interno dei nostri tribunali, nelle cancellerie, perché vedete il problema è un problema a livello nazionale e che mentre una volta il posto, diciamo, il lavoro di dipendente all'interno di un comune, di una provincia era molto ambito, adesso non lo è più. Quindi chi si spostava ad esempio dal meridione per venire da noi non lo fa più. Ecco, noi dobbiamo cercare di risolvere questa situazione e appunto per esempio permettere ai dipendenti della regione di lavorare anche all'interno degli uffici giudiziari potrebbe risolvere molti problemi anche della nostra giustizia. Altro tema, l'ho tenuto per ultimo perché giustamente è come lo stappo dello champagne, direbbe qualcuno. Legge regionale 2025, più 91 milioni di euro rispetto all'anno scorso, di questi circa la metà verranno destinati alla sanità. Parto con lei, Sergo. Come al solito, no? Vorrei solo ricordare che noi siamo tanto attrattivi per i dipendenti pubblici che nei nostri comuni mancano 2.500 persone a lavorare, parole dell'assessore Roberti, non del Movimento 5 Stelle, ma ripeto... È quello che ho appena detto, sì, ma ci mancano 2.500 persone e noi facciamo anche un terzo ente. E poi ripeto, staremo a vedere, ma senza sapere quali sono le funzioni di questo ente non possiamo neanche parlare di quante persone serviranno per gestirlo, perché... Quello che diceva il cittadino prima, tutto vero, però alla fine non ha capito che non saranno i consiglieri provinciali a risolvere quei problemi, saranno gli amministratori dell'ente provincia, che attualmente sono gli stessi amministratori dell'ente regione, cioè quindi non cambierà assolutamente nulla. Si diceva della finanziaria, sì, attendiamo ovviamente di vedere il testo, attendiamo quelli che sono i numeri, sicuramente... rispetto ai 6 miliardi,300 milioni che credo che siano quelli che poi avrà a disposizione il Consiglio regionale, perché il nostro bilancio 510, diciamo, vale molto di più e quindi dobbiamo verificare. Adesso inizierà per questo mese e mezzo tutto l'iter della finanziaria. Io ripeto, mi auguro che ovviamente come purtroppo avviene di solito non ci siano preclusioni di sorta su quelle che sono le proposte anche della minoranza rispetto a quelle che sono tematiche importanti di una regione in cui comunque i salari, come tutto il resto d'Italia, diciamo, rimangono bassi, per cui si può sicuramente fare qualche sforzo in più su questo. Vedremo se sarà la volta buona che si voglia anche intervenire su un tema tanto caro al consigliere Cabibbo, che noi abbiamo sempre sposato, che è quello del taglio delle tasse anche per le nostre imprese, per le nostre famiglie, soprattutto ovviamente quelle che ne avrebbero più bisogno, e quindi tanti temi ovviamente sul piatto, ma senza avere il testo sotto mano è difficile poterne parlare. Cabibbo.
Sì, io evidenzio un dato di questa rispetto alla manovra finanziaria. Noi abbiamo una manovra da 6 miliardi e 517 milioni al momento. E sono cifre veramente importanti. Paragoniamole anche alla finanziaria nazionale, cioè siamo una piccola regione di 1.100.000 abitanti con numeri veramente consistenti. La metà di queste risorse, come giustamente è stato detto, è destinata alla sanità, perché la nostra regione provvede interamente al pagamento di tutte quelle che sono le spese della nostra sanità. Lo scorso anno, per la prima volta, dopo moltissimo tempo, non è stato necessario in corso d'anno rabboccare la parte corrente del bilancio destinato alla sanità. Significa, per spiegarlo a chi ci ascolta, che è stata fatta una ottima programmazione all'inizio dell'anno su quella che dovevano essere le spese per la nostra sanità, e quindi non è stato necessario rabboccare. Ci sono stati investimenti di circa, mi pare, 160 milioni di euro in più sulla sanità rispetto ai bilanci precedenti. E abbiamo da ultimo ad ottobre fatto degli investimenti proprio appunto sulla sanità, quindi non in parte corrente ma in parte investimenti per appunto ad esempio acquistare nuovi macchinari, per ristrutturare degli immobili destinati appunto alla sanità, eccetera. Quindi una sanità che naturalmente ha alcune problematiche, lo sappiamo tutti, ma che lentamente e piano piano si stanno risolvendo grazie agli interventi che sono stati messi in campo, interventi che naturalmente per portare dei frutti hanno necessità di svilupparsi nel tempo. Però io credo che la strada che abbiamo intrapreso è una strada assolutamente positiva, che renderà ancora migliore la sanità nel nostro territorio, e che, ripeto, vede uno sforzo eccezionale per garantire questo servizio fondamentale per tutti i nostri cittadini. Bene, io ringrazio i miei ospiti, augurando a entrambi un buon fine settimana. Andrea Cabibbo, Forza Italia, collegato da Pordenone, mentre in studio Cristian Sergo.